Adesso il viaggio continua perché approdiamo ancora una volta in Ogliastra. Lo slogan recita: Ogliastra è un paradiso da scoprire. In realtà è un paradiso rilevato perché le bellezze dell'Ogliastra hanno fatto il giro del mondo. E una perla dell'Ogliastra è Barisardo, e da Barisardo accogliamo il gruppo folk San Giovanni Battista. Eccoli qua, la Torre Saracena, quelle emergenze archeologiche disseminate nel territorio, il mare, le spiagge e ovviamente le tradizioni. Tutto questo è Barisardo, questa sera accompagnato da un giovane, Matteo Mucaria, su Sartiu e il ballo che ci presenteranno, e con loro iniziamo proprio la sezione degli adulti, e quindi una sezione che verrà premiata a parte rispetto ai giovanissimi. I giurati vedo che sono molto attenti, stanno puntualizzando tutto, e allora Roberto non ci resta che presentare il gruppo folk di Barisardo San Giovanni Battista. Applauso.
Parisardo, gruppo fuori San Giovanni Battista. Ovviamente l'applauso e il saluto anche a Matteo Mucaria, che con il suo organetto ancora una volta ha dato i ritmi della tradizione. Io mi sposto perché ovviamente c'è la foto ricordo, una foto ricordo che veramente ritrae con le luci, con le suggestioni della notte, ha avuto modo di essere apprezzata, e ringraziamo in questo senso Alessandro Secchi e il suo gruppo di collaboratori. Da Parisardo noi ci spostiamo in direzione nord Sardegna perché da Benetutti accogliamo un'altra formazione protagonista di questa serata, quindi invitiamo a raggiungerci sul palco Sascomares e Santuiuanne. Benetutti. Eccole qua le donne di Benetutti, questo centro, come diceva Roberto, dell'Oceano, ricco di storia e di poesia, sono tanti poeti di questa comunità che in versi hanno ovviamente veicolato la nostra lingua, ma